Christus Vivit è un passo avanti della Chiesa nell'ascolto dei giovani, un documento che la ringiovanisce perché anche dopo l'esperienza del Sinodo i ragazzi non sono più presenze passive ma protagonisti del cambiamento. L'esortazione del Papa vuole essere una sorta di pastorale giovanile popolare, capace di raccogliere critiche e desideri dei giovani. Sono loro che possono aiutare la Chiesa a non cadere nella corruzione, a stare vicino agli ultimi, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà su tutti quei temi che oggi allontanano la gioventù, come gli scandali sessuali ed economici, la fatica di interrogarsi sui cambiamenti della società odierna, omelie poco preparate, l'incapacità di intercettare la sensibilità dei ragazzi. Per tutto questo è necessario mettersi in ascolto. Noi adulti non dobbiamo essere di fretta, non dobbiamo essere presi dai nostri problemi, dalle nostre ambizioni, ma dobbiamo avere uno sguardo che davvero possa ascoltare le loro attese e anche i loro problemi. E poi anche intrecciare un dialogo che sia vero e sincero. La Chiesa chiavarese può contare sull'impegno di parrocchie, associazioni e movimenti, non ultima l'esperienza di Ora et Labora nell'orto del Mato Grosso a Lavagna, un tempo di sosta per chiedersi se è ancora possibile lavorare e pregare nel feriale. È nata la possibilità di dirci com'è importante anche darsi un metodo, darsi dei tempi, non rincorrere il tempo ma cercare di prenderlo in mano per dare una direzione verso l'incontro con Gesù. È sempre più attuale d'altra parte lo sforzo nel ricercare il linguaggio giusto per intercettare i giovani e comunicare loro la fiducia che la Chiesa ha nei loro confronti. Occorre chiedersi con più decisione, con più profondità, come ancora oggi la figura di Gesù Cristo può essere presentata ai giovani. Un momento di ascolto e riflessione sarà proprio la giornata diocesana giovani di domenica 14 aprile, l'inizio alle 17:30 in piazza Bo a Sesti Levante. Saremo accompagnati dal verbo accogliere, Maria che accoglie questa chiamata di Dio, come anche un giovane può accogliere questa parola di Dio nella loro vita.